Borgo Sacco, Udinese Club 33038 e Associazione Due Pistoni sono le realtà di San Daniele che con eventi e raccolte fondi sono riuscite a donare 3 apparecchiature importanti all'ospedale della loro città. Si tratta di un elettrocoagulatore che andrà ad arricchire l'ambulatorio specializzato nella cura del piede diabetico e 2 attrezzature utili per prendere i parametri e tenere sotto osservazione i pazienti, strumenti che daranno una grossa mano e accorceranno i tempi dell'attività di routine del personale infermieristico. Vedere una comunità come questa che si allea, che si stringe e riesce anche nel lavoro di ogni giorno a raccogliere delle risorse, mettere a disposizione delle nuove tecnologie è un elemento di ricchezza che non deve essere letto soltanto dal punto di vista delle migliaia di euro che possono mettere a disposizione, ma del modo con il quale la raccolgono, con l'obiettivo che hanno e della capacità di tenere insieme questo sistema. E questa è una cosa che si ripete da un po' di anni, quindi questo per noi è importantissimo, la vicinanza in maniera continua da parte delle associazioni, vicine al territorio, vicine all'ospedale, vicine alla SUFC e soprattutto ai nostri professionisti, nonché naturalmente a chi ha bisogno di una risposta di salute. Sì, bisogna essere davvero orgogliosi perché abbiamo delle persone, delle associazioni che danno il cuore per questa struttura che è molto sentita all'interno di questo territorio. A San Daniele, dopo il nuovo pronto soccorso, partirà anche il cantiere che metterà a disposizione nuovi parcheggi per chi fruisce dell'ospedale. E questo dimostra che anche la Regione ci tiene molto, infatti ha messo delle importanti risorse per poter migliorare l'infrastruttura e la logistica, quindi la realizzazione di un nuovo parcheggio proprio a lato dell'ospedale dove c'era la vecchia casa di riposo con un contributo della comunità collinare di 500.000 euro e altri 700.000 euro che arrivano dalla Regione e dall'azienda sanitaria, quindi risorse che insieme daranno una risposta ulteriore al territorio e un supporto all'ospedale di San Daniele.